Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni è arrivato il momento della verità, lo spareggio promozione. Le squadre in campo hanno superato sfide difficili, dimostrato carattere e lottato fino all'ultimo minuto per conquistarsi un posto tra le grandi. Oggi ogni dettaglio può fare la differenza. Grinta, strategia e cuore saranno i protagonisti di questa sfida decisiva che decreterà chi potrà continuare il cammino verso il paradiso. Amici sportivi, buon pomeriggio e ben trovati qui al Luigi Failla di Castelbuono. Un grande abbraccio da Mario Vassallo. Mario Laimo. Lancio lungo, in avanti a cercare Pierce, prova Rossomando, c'è la difesa che prova a chiudere con qualche affanno, va giù Rossomando, poi Pierce per Vizzosero, la conclusione di Vizzosero! Poi dietro per Castigliola, il passaggio su Rossomando, ancora Rossomando che a rimorchio Corrao, la mette nel mezzo Corrao, libera la difesa. Ora poi l'intervento su De Oliverio da parte di Pillitteri, prova, attenzione a De Oliverio, conclusione! Probabilmente non c'è mai stato. Sì, le due squadre in questo momento stanno mettendo in campo le loro caratteristiche. Attenzione, ti lascio. Occhio qui a De Oliverio che salta a Bordigno in chiusura, attenzione, è il gol clamoroso da parte dell'Acque Dolci del San Fratello e Calabrese. Ha fatto anche i campionati di Serie D, riceve palla il 10, si accentra, prova la botta, pericolosa da parte di Piuca, batte il calcio d'angolo in aria, non la prende nessuno, poi Rossomando! La gioca lì, munizione già battuta, palla a giro, salta Calabrese! Siamo nel cerchio del centrocampo, il lancio di fatta centrale di tacco Pierce, alza il pallone a cercare Castigliola, ancora Castigliola, il tentativo! Il cross di Castigliola basso, attenzione, Pierce! Sale anche un po' il nervosismo, parte Rossomando, anzi no, palla a giro! Parte Castigliola. Palla bassa per Rossomando che poi prova ancora Rossomando, la chiusura difensiva poi fatta, va a mettere il pallone sul piede sul pallone, se lo lascia soffiare, poi Calabrese la mette al centro e arriva il raddoppio del San Fratello, quindi il raddoppio di De Oliverio al 9° minuto con pallone che viene, attenzione qui, altro intervento, la traversa, il tiro, la parata, una respinta e qui clamoroso dietro per Rossomando, il cross di Rossomando, Pierce, il gol di Nacio, il grandissimo gol, Nacio Pierce la gira col mancino e riapre la gara del Failla. Non tornare a casa senza nulla, ora Gambino per Vizzosero, Corrao, Gambino, Rossomando la tiene giù, ancora va giù, calcio di rigore, e calcio di rigore per il Montelepre, l'intervento su Rossomando, perse contro Commisso, parte l'argentino, la respinta clamorosa del portiere, calcio d'angolo al centro, di testa, attenzione, e qui altra occasione, salta Rossomando, poi Vizzosero, è un po' da solo Vizzosero, entra in aria, la conclusione di Vizzosero, sempre 2-1 per il San Fratello Acquedolcese che la batte la punizione, attenzione, palla in aria, Bordignon e poi clamoroso terzo gol da parte del San Fratello, sì, autogol, e Lindner, mancino a cercare sempre De Oliverio Wellington, di testa Lindner, poi Ferraro e c'è il gol di Ferraro, 3-2 al 90°. Non vorrei essere noioso nel dire le stesse cose, troppi errori e gli errori ci stanno pagando in questo momento, gli errori fatti. Castigliola, il cross, la rovesciata di Pierce, gol! E Nacio Pierce
Ma che gol in rovesciata, mamma mia, che gol e non è il primo che lui fa in questo Sì, lo come ricordiamo gesto tecnico. ad Aspra praticamente. E ora arriva la il lotteria. triplice fischio. No, ancora no. No, e ci sono i supplementari. Va Vizzoso, c'è anche Rossomando. Poi Rossomando prova ad allargare su Ferraro, 1 contro 1, la mette nel mezzo Ferraro, il colpo di testa, il tiro, ancora Rossomando, pallone che rimane lì, va giù Rossomando, non c'è fallo per il Montelepre. Va Vizzoso, palla a giro, in aria di testa svetta un giocatore. Pallone Robles in aria, incredibile occasione. Occhio a questo calcio d'angolo, palla in aria, prova a chiudere la difesa, a liberare e si soffre, attacca in massa. Occhio qui a questa uscita con Ferraro che va solo, singolo Ferraro, si allunga il pallone, Ferraro fuori e arriva il triplice. Siamo ai rigori, hai ragione Mario. Adesso siamo ai calci di Siamo ai rigore. rigori. Molinini, parte il numero 19 che spiazza, parte di Oliverio Wellington, finta, spiazza, breve rincorsa di Vizzosero che spiazza Robles contro Bordignon, anche qui spiazza, parte Valerio Fatta che spiazza, terzo tiro dal dischetto anche per il San Fratello, parte Borghi, la conclusione fuori da parte di Truglio, Pierce contro Commisso, questa volta Pierce non sbaglia, parte Piuca e gol, spiazza, bello il calcio di rigore di Piuca. Rossomando, parte Caracò che spiazza, parte Drago, gol, se te lo mettere dentro, parte Wellington, siamo in finale, incredibile, Bordignon la va a parare, è il Montelepre. Caro Mario, ti avevo detto che Bordignon era stato uno dei peggiori in questo momento.